Grillini piglia tutto, a Favara assumono le redini di entrambe le istituzioni locali, il sindaco Anna Alba votata dal popolo, i vertici dell'ufficio di presidenza votati dall'Aula, espressione della volontà popolare. Lo scacchiere dunque è completo, targato Movimento 5 Stelle, nessuno spazio di agibilità istituzionale alle opposizioni, la minoranza resta a bocca asciutta. Salvatore Di Naro, primo degli eletti nella lista pentastellata, è stato eletto presidente del Consiglio Comunale, ha ottenuto 14 voti su 23 votanti, 3 le schede bianche e un astenuto, il consigliere Tonino Scalia. Di Naro, visibilmente emozionato, ha ringraziato i suoi elettori e i consiglieri comunali del suo movimento, ma ha subito ribadito che sarà il presidente di tutti, rispettoso dei regolamenti e aperto ai contributi che arriveranno dall'Aula e dal territorio. La vicepresidenza, come era nelle previsioni, è andata a Calogero Pirrera, anche lui del Movimento 5 Stelle, ha incassato 14 voti su 24 votanti, 10 sono state le schede bianche. Tutto ancora da decidere invece per la scelta della composizione dell'ufficio di presidenza a Porto Empedocle, dove i grillini che guidano il paese con il sindaco Ida Carmina si presentano però con una debole rappresentanza, appena 2 consiglieri comunali su 16. La poltrona più alta, quella del presidente, è destinata dunque alle opposizioni e in particolare a quella che fa riferimento al candidato sindaco sconfitto al ballottaggio Orazio Guarraci, il cui fronte in aula, già prima del fischio d'inizio, sembra avere perso per strada un paio di elementi, Giancarlo Taormina e Giuseppina Termini. Ad ambire alla poltrona di presidente il consigliere di Cittanuova, che vanta al suo attivo il maggior numero di voti in assoluto, Maria Lucaci, figlia di Filippo, e Salvatore Bartolotta. Vedremo chi la spunterà. E intanto ad Agrigento, seduta quella di ieri sera di Aula Sollano piuttosto infuocata, con all'ordine del giorno la bozza di regolamento per le riprese audiovisive, proposta sonoramente bocciata al momento del voto, sostenuta soltanto da Nuccia Palermo, Salvatore Borsellino e Gerlando Gibilaro. 8 i voti contrari, quelli di Vitellaro, Bruccoleri, Falzone, Riolo, Fantauzzo, Galvano, Licata e la neoentrata grillina Monella. 12 gli astenuti. Pur rimanendo il biasimo per un'occasione perduta, afferma Nuccia Palermo, annuncio che mi farò promotrice di una raccolta di firme che coinvolga direttamente i cittadini e gli dia finalmente voce in capitolo sul diritto di informazione all'interno di Aula Sollano.